Buongiorno e ben ritrovati, primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3. Subito vi racconteremo dei fatti principali di cronaca raccontati dai colleghi, dalle nostre redazioni e purtroppo in primo piano ancora una volta un incidente stradale mortale, l'ennesimo, lo vedete nelle immagini grazie alla nostra regia Alessandro Granziera e Fabio Fagliero. Incidente mortale accaduto questa mattina nella Marca Trevigiana, Godega di Sant'Urbano, e allora ci colleghiamo subito con la nostra Elena Dal Forno insieme a Nicoletta Rizzetto per tutti gli aggiornamenti su questo ennesimo dramma della strada. Buongiorno Elena. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori, ringraziamo anche Nicoletta Rizzetto alla parte tecnica. Siamo qui con il sindaco Paolo Aguzzo, è stata una mattinata tragica a Godega di Sant'Urbano, siamo qui in via Codalonga dove qualche ora fa, un paio d'ore fa, ha perso la vita il signor Domenico Toffoli, ottantenne, ex agricoltore in pensione, ex alpino, una persona che tutti conoscevano, a cui tutti volevano bene. Pare all'origine insomma un malore e quindi diciamo, gli accertamenti chiaramente saranno ancora da farsi, ma era appena uscito di casa e stava andando, come ci hanno detto i figli, a comprare un pezzo di ricambio per il suo trattore. Non si sa che cosa è successo, è uscito di strada, ha centrato una siepe e purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Ecco, siamo qui con la sindaco Paola Aguzzo che conosceva il signor Toffoli, molto attivo nella comunità. Sì, sicuramente una persona attiva, una persona proprio per questo molto conosciuta nell'ambito della nostra comunità e degli alpini, una di quelle persone proprio buone, no? Quando parliamo di persone buone che si dedicano agli altri, veramente una bella persona. Infatti quando ho saputo questa mattina dell'incidente, insomma, ne sono rimasta anche dispiaciuta conoscendolo personalmente. Ecco, abbiamo sentito fuori onda i figli, abbiamo sentito il nipote Andrea che sentiremo poi questa sera nei nostri telegiornali, non se la sentono chiaramente di venire a parlare in diretta, è una tragedia ancora troppo forte, troppo fresca, anche loro diciamo non si danno pace perché il nipote Andrea l'aveva proprio salutato questa mattina sulla porta di casa come fanno tutte le mattine, ci ha detto alzando il braccio come si faceva una volta tra persone così che si amano e non hanno neanche bisogno di dirsi nulla. Sicuramente poi quando si perde un proprio caro in modo così improvviso l'impatto è ancora più forte e soprattutto come ha descritto lei adesso questo esempio, no? Quello che è successo stamattina, il saluto tra nonno e nipote, sicuramente questo rimarrà impresso nella mente di questo nipote, però rimarrà impresso sicuramente anche la bella persona che era Domenico e questa è la cosa buona che dobbiamo ricordare di lui, però non è facile per loro, immagino. Ecco, tra l'altro nella notte a Godega c'è stato anche un altro gravissimo episodio, un incendio scoppiato in un allevamento di cui dopo vi daremo qualche immagine, però chiediamo alla sindaco che poi purtroppo non potrà essere con noi nell'altro collegamento che cosa è successo, che cosa si sa di questo incendio nell'allevamento. Quello che si sa è che insomma è tutto avvenuto stanotte, tra le 2 e le 3 del mattino sono stati allertati i vigili del fuoco per questo incendio che ha interessato appunto l'azienda in questione. Purtroppo è un incendio che ha lasciato veramente tanti danni ai fabbricati ma anche ai mezzi dell'azienda e quindi purtroppo ha lasciato degli strascichi importanti. Attualmente in loco sono ancora presenti i vigili del fuoco, presumibilmente avranno da fare ancora per credo buona parte della giornata di oggi per finire il loro compito e quindi mettere completamente in sicurezza il sito. È stato un lavoro impegnativo per loro stanotte, lo sarà anche un po' per una buona parte della giornata di oggi. Ho avuto modo di incontrare brevemente anche uno dei titolari questa mattina lì presente e ovviamente era sotto shock perché i danni sono tanti e insomma non è una situazione semplice da affrontare per l'azienda. Quello che è certo è che purtroppo appunto i danni sono ingenti.
Ecco, ringraziamo la sindaco Paola Guzzo, la lasciamo alle incombenze di tutta la giornata, che ovviamente qui a Godega saranno tante. 2 episodi gravissimi, uno nella notte, come dicevamo, è scoppiato questo incendio in un allevamento di polli, dopo vi daremo le immagini e andremo in diretta. E poi l'incidente mortale questa mattina di Domenico Toffoli, 80 anni, che è uscito di strada autonomamente, per lui non c'è stato nulla da fare. I figli ci dicevano prima che pensano che all'origine ci sia un malore, però diciamo che tutte le cause sono ancora da valutare, qui c'è la polizia, poi sono stati anche i pompieri, è arrivato anche l'ambulanza, ma hanno constatato che già non c'era più nulla da fare. Ecco Francesca, se non hai altre domande ti restituisco la linea, altrimenti puoi chiedere pure. No, va bene così Elena, intanto grazie mille, grazie poi anche a Nicoletta Rizzetto, e torneremo poi a collegarci con voi per insomma, vedere anche in diretta quelle che sono le immagini dell'incendio. Abbiamo già visto prima nei video dei Vigili del Fuoco il vasto incendio che ha interessato un'azienda di allevamento polli, gravi, l'avete sentito anche dalle parole della sindaca, i danni, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. E nessuno è rimasto ferito nemmeno nell'incendio che è scoppiato ieri sera intorno alle 20 a Marghera, in via delle Viole, in un'abitazione. È stato immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che sono arrivati con autobotte, autoscale, 12 operatori che hanno spento le fiamme evitando che si propagassero al resto della struttura. Fortunatamente, come detto, nessuno è rimasto ferito, l'immobile è stato posto sotto sequestro e sono in corso le indagini dei tecnici dei Vigili del Fuoco per accertare le cause dell'incendio. Hanno scambiato la fontana pubblica della frazione di Arsego di San Giorgio delle Pertiche in una piscina, lasciandoci sguazzare una decina di bambini. Rischi a parte, la fontana è stata danneggiata e adesso il sindaco invita i genitori che avevano filmato con i cellulari i giochi dei propri figli a farsi avanti. Ugelli danneggiati, così come le luci a LED e i collegamenti elettrici. Sono ingenti i danni causati alla fontana della piazza Don Bruno Cremonese ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche da un gruppo di bambini lasciati sguazzare venerdì della scorsa settimana all'interno come se fossero in una piscina. Ecco il racconto del sindaco Daniele Canella al Consiglio Comunale. Abbiamo visionato le telecamere e purtroppo abbiamo preso con i nostri occhi che vi erano diversi bambini in età scolare all'interno della fontana che giocavano con 2 palloni, se non erro, dentro appunto la vasca della fontana di fronte agli occhi dei genitori che anche riprendevano, facevano insomma video a questo momento. I danni sono stati calcolati in circa 3.000 euro che il comune non intende pagare, ma poteva finire peggio perché i bambini sono stati lasciati in una fontana illuminata dove l'acqua può venire a contatto con l'elettricità. Gli stessi ugelli sono di ferro e quindi pericolosi, senza contare la presenza di pastiglie di cloro potenzialmente tossiche. Una serie di leggerezze da parte degli adulti che hanno dato un segno evidente di inciviltà, a cui adesso la comunità di San Giorgio delle Pertiche, per voce del sindaco, chiede di rimediare. Coglierei questo spazio sia per tramite dei signori consiglieri assessori, sia per tramite del pubblico che ci segue in sala e da casa, per invitare i genitori di questi bambini, oltre a essere più prudenti, anche magari a farsi vivi con le autorità comunali per cercare insomma di rimediare in bonis a questo cospicuo danno che è stato arrecato al patrimonio pubblico. Nel frattempo, da parte degli agenti della Federazione del Campo San Pierese è già iniziata l'analisi delle telecamere di videosorveglianza che puntano direttamente sulla fontana. E adesso andiamo a Venezia dalla nostra Ilaria Marchiori insieme a Tommaso Migot, perché ci dà conto di 2 notizie, una relativa ad una rivolta, ad una protesta da parte di alcuni carcerati nel carcere di Santa Maria Maggiore, e poi ci sono gli sviluppi, le novità, insomma le ultime notizie per quanto riguarda l'inchiesta corruzione. Buongiorno Ilaria.
Buongiorno a te Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Partiamo subito dando degli aggiornamenti su quanto sta accadendo dall'una di questa notte nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore, dove 4 detenuti con delle spranghe di ferro prese dalle brande dove dormono, oltre ad aver messo a soqquadro il reparto d'appartenenza, stanno di fatto tenendo in scacco l'intera struttura circondariale, nonostante l'impegno al lavoro degli agenti di polizia penitenziaria. Al momento non risultano contusi né feriti, questo ce l'ha riferito anche poco fa Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA della Polizia Penitenziaria. Però si ripresenta ancora una volta la questione del sovraffollamento e anche del sovraffollamento della struttura carceraria che a Venezia sta affrontando una situazione particolarmente difficile rispetto ad altre strutture della nostra regione e del resto del paese, ma anche per la carenza del personale di polizia penitenziaria. Ricordiamo che i detenuti apparterrebbero ad una sezione che ospita una trentina di ristretti in un carcere che ne contiene complessivamente, sentite bene questi numeri, 245 a fronte di una capienza massima invece di 159 posti. Questo sempre secondo quanto ci ha riferito il segretario De Fazio, che tra l'altro avevamo sentito pochi giorni fa, circa un paio di settimane fa, in cui si denunciava la situazione di difficoltà che vive il carcere di Santa Maria Maggiore. In quell'occasione si era trattato di un suicidio, però ora è tornato sul piede di guerra il segretario proprio per denunciare le difficoltà che si vivono all'interno del carcere e che vive anche proprio il personale della polizia penitenziaria. Ma mentre continuiamo a seguire la vicenda, se nel frattempo arrivassero nuovi aggiornamenti naturalmente ve li daremo qui in diretta. Torniamo invece a parlare della bufera giudiziaria che si è abbattuta sulla città di Venezia. Ricordiamo che questa sera, nel tardo pomeriggio, a partire dalle 18 ci sarà una grande manifestazione in campo Santa Margherita a Venezia, dove parteciperanno gruppi di opposizione, associazioni, tutti per chiedere di salvare la città, di salvare Venezia e chiedere ancora una volta le dimissioni del sindaco, che ricordiamo ha deciso di non parlare in un consiglio comunale straordinario, ma aveva fatto sapere che si sarebbe trovato di fronte ai consiglieri il 9 settembre. Loro invece continuano a chiedere una spiegazione, a chiedere che lui possa conferire attraverso un consiglio comunale straordinario. Ricordiamo che comunque ci sarebbe la chiusura dei lavori a partire dal 1° agosto fino poi al 1° settembre, e sembra che effettivamente potrebbe accadere, ovvero che il 2 agosto il sindaco decida di partecipare a un consiglio comunale straordinario per poter dare spiegazioni in merito alla vicenda e rispondere anche alle domande che gli verranno poste, o comunque dare anche una sua spiegazione. Ricordiamo che proprio in questo momento nel municipio di Mestre è in corso anche la riunione dei capigruppo, che decideranno appunto il da farsi e eventuali altre richieste da porre al sindaco di Venezia, che ricordiamo al momento è indagato, mentre l'assessore, ormai ex perché ha dato le dimissioni, alla mobilità, Renato Boraso, si trova ancora in carcere a Padova. Ma sentiamo quali sono anche le novità e sono gli ultimi sviluppi di questa vicenda nel prossimo servizio, mentre io qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Un'istruttoria sulle società partecipate del Comune. La sta preparando l'assessore comunale al bilancio e partecipate, vice segretario regionale di Forza Italia, Michele Zuin. Quelle società che a partire da CTV, il cui direttore generale Seno è indagato, sono finite sotto la lente di ingrandimento della Procura nell'inchiesta che ha provocato il terremoto a Cafarsetti. IVE, Casinò, Fondazione Musei.
Intanto quasi tutti gli indagati hanno scelto la strada del silenzio nei primi interrogatori. Di fronte al giudice per le indagini preliminari hanno risposto, ma solo per respingere ogni accusa, soltanto la direttrice dell'immobiliare veneziana, la padovana Alessandra Bolognin, agli arresti domiciliari, e l'imprenditore di Martellago Stefano Comelato, interdetto dall'attività per 12 mesi. C'è poi la questione prettamente politica. Mentre il sindaco Brugnaro ha detto alla sua maggioranza di andare avanti col proprio lavoro, si attende la riunione dei capigruppo in programma mercoledì, da cui ci si aspetta una risposta anche alla richiesta delle opposizioni di centrosinistra di convocare un consiglio straordinario entro 20 giorni come da normativa nazionale. Quindi primi di agosto e non il 9 settembre come annunciato invece dallo stesso sindaco dopo aver disertato il consiglio comunale. Ora anche Forza Italia chiede un passaggio del primo cittadino in consiglio, mentre ieri sera si è riunito il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia, allargato anche ai consiglieri comunali, il cui esito non è ancora noto, probabilmente in attesa del confronto col resto della maggioranza. Lega, Forza Italia, Fucsia di Brugnaro. E dunque questo è il punto della situazione a Venezia, fatto insieme ad Ilaria Marchiori. Andiamo avanti con la cronaca. Marito violento arrestato dalla polizia deve scontare più di 2 anni di carcere. Dall'inizio dell'anno sono 145 provvedimenti di ammonimento fatti dal questore di Padova nei confronti di uomini violenti. Deve scontare una condanna di 2 anni e 5 mesi di carcere per maltrattamenti alla moglie. È stato arrestato un 48enne romeno condannato per i suoi numerosi atti di violenza fisica e psicologica nei confronti della compagna, episodi che risalgono a luglio del 2021. In passato l'uomo era già stato allontanato da casa e aveva il divieto di avvicinamento. Ora la sua condanna è diventata definitiva. Il 48enne, sotto l'effetto dell'alcol, picchiava ripetutamente la compagna. Una volta le aveva lanciato contro anche un ferro da stiro. Dall'inizio dell'anno ad oggi la divisione anticrimini della questura di Padova ha emesso 113 ammonimenti per violenze domestiche, 35 per stalking e atti persecutori, un incremento notevole se si pensa che nel 2023 gli ammonimenti erano stati 71. L'ammonimento è il primo strumento che si può mettere in campo per prevenire la violenza di genere. Si tratta di un avvertimento del questore all'autore di violenza di non commettere più reati. E dal Vicentino arriva una notizia in qualche modo simile a questa che vi abbiamo appena raccontato, perché un 22enne vicentino è stato arrestato dai carabinieri di 2 ville dopo aver violato le disposizioni del Tribunale di Vicenza che gli imponevano di non avvicinarsi all'ex compagna. Il giovane aveva una relazione turbolenta con la donna, arrivando nelle settimane scorse ad aggredirla fisicamente nel corso di un litigio. Dopo questo episodio la donna aveva presentato denuncia all'Arma di 2 ville. La Procura della Repubblica di Vicenza, concordando con le indagini dei carabinieri, aveva richiesto e ottenuto dal GIP un'ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e l'obbligo per l'uomo di presentarsi 2 volte al giorno in caserma. Nonostante queste misure, però, l'indagato è stato trovato 2 giorni fa in un parco pubblico di Costa Bissara in compagnia della vittima. I militari l'hanno arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza. Il Tribunale Penale di Vicenza ha convalidato l'arresto in rito direttissimo, imponendo all'uomo l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria del luogo di residenza e confermando il divieto di avvicinamento all'ex compagna. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi per la 54enne rimasta ferita nell'incidente stradale accaduto ieri mattina in centro a Bassano del Grappa. Si trova ancora ricoverata in terapia intensiva al San Bortolo di Vicenza. Le sue condizioni sono molto gravi. La donna di 54 anni, coinvolta in uno spaventoso incidente stradale in Viale Venezia, all'altezza dell'incrocio semaforico con le vie Quarta Armata e Bernucci a Bassano. I medici per lei non hanno ancora sciolto la prognosi a causa anche delle fratture multiple riportate nel sinistro. Coinvolti 3 veicoli, uno scooter in sella al quale si trovava la ferita, una Peugeot e un furgone. Feriti anche gli altri 2 conducenti, fortunatamente
evidentemente in maniera non seria, la 54enne si stava recando al lavoro procedendo lungo Viale Venezia quando da una prima ricostruzione della dinamica sarebbe stata centrata dall'auto che arrivava da via Quarta Armata. Immediato il soccorso dei sanitari del SUEM 118, ma viste le condizioni delicate in cui versava la donna è stato appunto disposto il suo trasferimento al nosocomio Berico. L'attenzione venne riportata ancora una volta sulla sicurezza stradale, visto che Viale Venezia in tante, troppe occasioni è stata teatro di incidenti stradali anche con esito mortale. Ricorderete la vicenda dei 46 gatti trovati in un appartamento di Corso Milano a Padova lo scorso marzo dalla polizia locale. La procura ha chiuso le indagini, la proprietaria rischia il processo per maltrattamento di animali. Malnutriti, malati, in condizioni igieniche pessime, senza spazi sufficienti per poter vivere. Li avevano trovati così gli agenti della polizia locale di Padova, in un appartamento di Corso Milano, pieno centro città, 46 gatti, alcuni dei quali appena venuti alla luce. Una vicenda che aveva toccato profondamente la città di Padova. A 4 mesi di distanza la proprietaria dell'appartamento rischia di finire a processo con le accuse di maltrattamenti sugli animali ed emissioni pericolose, dopo che la procura ha dichiarato chiuse le indagini. I fatti: a fine marzo erano stati gli agenti della polizia locale cittadina a entrare nell'appartamento dell'indagata dopo le segnalazioni dei vicini che da mesi sentivano un odore nauseabondo e in particolare di un inquilino che aveva visto cadere un gatto da un balcone. L'ingresso nell'appartamento aveva lasciati sconcertati gli stessi agenti che avevano provveduto a recuperare tutti gli animali affidati a un'associazione di volontariato e quelli malati all'ospedale veterinario universitario di Legnaro. Lasciamo per un attimo la cronaca, andiamo a Bassano del Grappa insieme a Monica Smiderle che è con Alessandro Costacurta. Con lei ci saranno anche il referente del progetto Giovani Francesca Carli e l'assessore Marina Bizzotto per fare un bilancio del progetto Ci sto a fare fatica. Buongiorno Monica, raccontaci tutto. Buongiorno a te Francesca, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dopo tanta cronaca nel nostro telegiornale diamo spazio alle buone e alle belle notizie. Perché? Perché parliamo appunto di questo progetto che si chiama Progetto Ci sto a fare fatica, che coinvolge i giovani del territorio. Oggi siamo a Bassano del Grappa, dove il progetto ha coinvolto quasi 300 ragazzi dai 14 ai 19 anni. Ne parliamo con l'assessore alle politiche giovanili Marina Bizzotto. Buongiorno Bizzotto, benvenuta, e Francesca Carli che è referente del progetto Giovani del Comune di Bassano del Grappa. Allora, un progetto, come vi dicevo, che vede attivi, impegnati i giovani del territorio, è iniziato il 10 giugno e finirà venerdì prossimo, che muove tante energie, i giovani ma non solo, assessore. Sì, è un progetto appunto che mette in rete, oltre che varie realtà della città, anche varie città, soprattutto del circondario. Proprio per questo appunto venerdì ci sarà la grande chiusura di questo progetto a livello intracomunale, perché appunto è bello anche che ci sia questo scambio di buone pratiche e di anche corale di tutti questi vari ragazzi. È appunto un progetto che dura da 10 anni, Bassano è il capofila e è nato qui appunto, e è bello perché aiuta i ragazzi a mettersi in rete e ad avere cura della città, e è bello per noi dal punto di vista dell'amministrazione, perché diamo la possibilità a questi ragazzi di sentirsi parte di qualcosa. Credo che è un progetto a cui prendere ispirazione e farne tanti altri anche per il futuro. Sono i ragazzi della maglietta rossa, no? Che abbiamo visto operativi in città in queste settimane. Che cosa hanno fatto? Che cosa insomma è stato proposto ai ragazzi, che poi alla fine della settimana hanno un piccolo riconoscimento, ovvero il loro buono fatica? Sì, i ragazzi lavorano una settimana intera e il progetto è fatto di 7 settimane, sono 30 squadre, quindi parliamo di 4-5 squadre attive a settimana, 40-50 ragazzi che sono impegnati a fare lavori più diversi, solitamente all'aperto, quindi impregnatura di parchi, staccionate, panchine, ma sono andati anche
anche in associazioni sportive, sono andati in oratori, hanno animato sicuramente tutti i quartieri e le strade della città, hanno fatto tanto pulizia delle strade, perché ovviamente è importante prendersi cura dei propri posti, e anche case di riposo, insomma hanno lavorato un po' ovunque. 21 sono le realtà che li hanno ospitati, quindi come sempre Ci Sto funziona quando tutti danno la possibilità di attivare il progetto. Ci Sto non solo funziona, ma raccoglie anche grande entusiasmo da parte dei ragazzi, sicuramente delle famiglie e di un'intera comunità. Sì, sicuramente se c'è una formula che fa funzionare il progetto è quella davvero di vedere così tanti attori, adulti che sostengono il progetto, che consentono ai ragazzi di farlo. Da questo sicuramente mi viene anche da mettere l'attenzione e ringraziare i tutor, che sono ragazzi dai 20 ai 30 anni che poi gestiscono la squadra di 10 ragazzi tutte le settimane, che davvero sono dei ruoli delle persone insomma molto significative nel progetto, e gli handyman, che sono insomma gli ospitanti delle realtà che insegnano i lavori ai ragazzi, quindi sono due figure davvero importanti del progetto. Senta, Assessore, ragazzi impegnati dunque nella cura del verde pubblico ma anche dell'arredo urbano, ma va detto e sottolineato, soprattutto da lei che si occupa di politiche giovanili, ragazzi impegnati anche nelle case di riposo del Comune. Sì, appunto quest'anno è stato un ente partecipante, è stato quello anche delle case di riposo, dove questi ragazzi sono andati sempre a fare appunto dei lavori manuali all'esterno, ma hanno dato la possibilità ai nostri anziani di vedere appunto che anche quei luoghi, anche in quei luoghi i giovani si prendono cura e hanno a cuore il fatto che siano belli e che siano dei posti dove loro possano passare serenamente gli ultimi periodi della vita. Insomma, Francesca, ultimi giorni per il progetto Ci Sto a fare fatica, un progetto che abbiamo sentito ha raccolto grandi numeri e grande entusiasmo in città, ma che si sta espandendo davvero a macchia d'olio non solo nel nostro territorio ma in tutta la penisola. Io ringrazio l'assessore Marina Bizzotto, ringrazio Francesca Carli e restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Monica, grazie anche alle tue ospiti per averci raccontato di questo bel progetto. E adesso ci spostiamo nel Padovano a Pernumia per raccontarvi di una scoperta incredibile anche per il luogo in cui è stata fatta. Ci racconta tutto Valentina Visentini insieme a Cristian Roque Allende, insieme al sindaco Montin. Buongiorno Valentina e buongiorno al sindaco. Dammi via. Vai. Sì, buongiorno da Pernumia, siamo proprio davanti alla chiesa, dietro di noi il campanile, perché è qui che sono state ritrovate 5 bombe a mano inesplose. La collocazione sembrava quella della seconda guerra mondiale, ma sembrano anche più recenti, degli anni 50. Qui con me c'è il sindaco di Pernumia, Marco Montin. Com'è avvenuto questo ritrovamento, sindaco? Il ritrovamento è stato fatto martedì da dei volontari che stanno lavorando sulla torre campanaria per lavori di manutenzione e di pulizia. I ragazzi hanno fatto una fotografia agli ordigni, me l'hanno girata e io istantaneamente l'ho girata al comandante della stazione di Carabinieri di Monselice, che si è allertato immediatamente. Effettivamente sono 5 ordigni post seconda guerra mondiale, quindi la seconda guerra mondiale in realtà è superata, sono ordigni fatti negli anni 50 e forse anche successivamente. Sono tutti in perfetto stato di manutenzione, erano nascosti dietro un sacco con un pertugio nel campanile e sono arrivati gli artificieri, hanno fatto brillare gli ordigni su un terreno qua vicino alla nostra campagna il giorno dopo, quindi in una velocità assoluta. L'intervento è stato fatto inizialmente martedì mattina e sono stati presi in consegna e brillati ieri mattina. Ecco, si tratta di ordigni quindi che funzionavano perfettamente integri e questa è una cosa molto pericolosa, ma il vero mistero è come sono finiti all'interno del campanile, che è stato oggetto di manutenzione per l'ultima volta intorno agli anni 50. Esatto, non solo, dei lavori sono stati fatti anche successivamente agli anni 50. In realtà la domanda più interessante sarebbe perché sono stati messi là
e soprattutto chi li ha messi là, perché 5 ordigni del genere fanno veramente scalpore. Non sono petardi, sono bombe a mano post seconda guerra mondiale, quindi con grande potere detonante e con potere distruttivo veramente importante. Adesso le indagini andranno avanti, spero di poter in qualche maniera aggiornarvi su quello che verrà fuori, però sgomento e anche un po' di incredulità francamente, perché trovare 5 bombe su un campanile veramente mi ha quasi sconvolto, insomma. Ecco, si pensava che potesse essere stata messo da qualche partigiano, però ci sono delle datazioni temporali. Uno è il sacco del con cui erano avvolti questi petardi, che è di una ditta che è chiusa negli anni 50, e poi appunto la collocazione dell'ultima manutenzione, quindi è l'ultima volta in cui quella parte di campanile è stata vista. Sì, effettivamente c'è un sacco di cemento che potrebbe essere datato anni 50, fine anni 50, però una bomba, mi diceva il comandante, è ancora attualmente in produzione, quindi sono relativamente recenti e non sono come pensavamo noi reperti di strada, voglio dire, trovati per strada. Sono bombe che sono in funzione e sono attualmente usate. Quindi la domanda sì, effettivamente sporge spontanea, vuol dire che qualcuno le ha prese, sottratte da un magazzino militare e depositate per proprio uso e consumo su una cella campanaria. Quindi probabilmente, questa è una domanda che mi faccio io, poteva essere un posto da occultare e essere utilizzato a uso e consumo. Quindi questa è la mia preoccupazione, che qualcuno avesse utilizzato la cella campanaria per depositare delle armi e delle munizioni che potevano servire per fare degli atti vandalici o comunque atti di crimine. Grazie Sindaco, ci terrà aggiornato su come andranno le indagini per capire da dove provengono e chi ha nascosto queste bombe all'interno del campanile, che proprio in queste... Una cosa che ci tenevo, sì. Gli artificieri hanno fatto comunque la pulizia dell'intera area e hanno sgomberato tutto anche dalle aree circostanti, compresa la chiesa, perché la preoccupazione è che ci fossero altri posti quindi di occultamento, e questo non è stato fatto, quindi la bonifica è stata fatta dell'intera area in cui vedete. Grazie Sindaco, e quindi insomma vedremo come andrà a finire questa vicenda. Da Pernumi è tutto, linea allo studio. Grazie Valentina, grazie al Sindaco, un vero e proprio mistero. Vedremo se nelle prossime ore si riuscirà a capire chi ha messo questi ordigni nel campanile della chiesa di Pernumi. Andiamo avanti con la cronaca, torniamo a parlare della strage stradale di Gorgo al Monticano. Andranno davanti al giudice Michele Tatani e Kezim Kerosi, i 2 automobilisti ritenuti responsabili dello schianto mortale nel quale persero la vita 2 giovanissime. L'incidente nel marzo di un anno fa. Un boato, l'auto accartocciata contro un platano, a morire. Il 5 marzo 2023 furono 2 giovanissime, Eralda Spaillari, 19 anni di origini albanesi, e Barbara Brotto, 17enne di Rustignè di Oderzo. Ferito gravemente un 18enne che sedeva sul sedile anteriore. L'auto, una BMW, era guidata da Michele Tatani, 20enne, pordenonese, fidanzato di Eralda, anch'esso rimasto ferito nello schianto. Un incidente che sarebbe stato provocato da una serie di sorpassi. 2 le vetture di amici che stavano transitando lungo via Sant'Antonino a Gorgo al Monticano. Dalla ricostruzione fatta dai carabinieri intervenuti sul posto, l'auto, una Polo condotta da un amico dei 4 giovani, Kezim Kerosi, 19 anni, avrebbe tentato di superare una terza vettura, proprio mentre anche la BMW di Tatani stava effettuando la stessa manovra. A quel punto ci sarebbe stato il contatto tra quest'ultima e la Polo, un urto che ha fatto schizzare letteralmente fuori strada la BMW, una velocità di 140 km all'ora. La macchina è finita contro il platano spezzandosi in 2. Le 2 ragazze morirono sul colpo. Sia Tatani che Kerosi sono ritenuti responsabili di questa tragedia. Ora i 2 automobilisti andranno davanti al GUP Piera De Stefani, che dovrà decidere se rinviarli o meno a giudizio. La data di inizio del procedimento non è ancora stata fissata, ma presumibilmente sarà calendarizzata tra settembre e ottobre.
Terrore domenica pomeriggio intorno alle 16 sulle Tofane a Cortina, un guasto alla funivia che collega Ravalles e la Tofana di Mezzo ha preoccupato i turisti che si trovavano a bordo, almeno una trentina di persone. Per loro la sensazione di cadere nel vuoto quando la cabina si è sganciata violentemente dalla stazione di partenza. È successo appunto nella fase di discesa dalla stazione della Tofana di Mezzo a funivia con a bordo i passeggeri. Probabilmente il tutto si è verificato a causa di un guasto dell'impianto elettrico che avrebbe disturbato i segnali di comando. A quel punto, per arrestare la corsa della funivia, si è azionato il freno d'emergenza che ha fatto oscillare bruscamente la cabina, mandando completamente nel panico i 30 passeggeri. Attivato il secondo motore da parte dei tecnici della società che gestisce gli impianti, i passeggeri sono stati riportati lentamente all'interno della stazione della Tofana di Mezzo e messi in sicurezza. Una brutta avventura, fortunatamente finita nel modo migliore. Abbiamo di nuovo Elena Dal Forno in collegamento, sempre da Godega. Vi abbiamo raccontato in apertura dell'incidente mortale accaduto questa mattina, ma vi aveva anticipato Elena anche di un altro episodio di cronaca, sempre a Godega, un vastissimo incendio in un'azienda di allevamento polli. Allora raccontaci tutto, Elena, qual è la situazione questa mattina? Di nuovo buongiorno ad Elena e a Nicoletta Rizzetto. Sì, eccoci qua di nuovo da Godega, una giornata incredibile per questa piccola cittadina trevigiana. Siamo qui in via Zoncè, dove questa notte alle 2:50 circa hanno preso fuoco 2 capannoni che adesso Nicoletta Rizzetto vi fa vedere. Vedete che ci sono ancora le forze dell'ordine, diciamo, a sistemare le cose, i vigili del fuoco principalmente. C'è un acre odore di fumo. Sono andati a fuoco 2 capannoni, entrambi di confezionamento. Ci sarebbe anche dell'amianto nell'aria perché alcuni pezzi del capannone secondario, diciamo, avevano dell'amianto, quindi adesso ci raccontava il capitano dei vigili del fuoco, stanno facendo una sorta di bonifica, devono alzare tutto il materiale. Vedete la gru che sta lavorando proprio in questo senso, sta alzando tutte le lamiere, tutto il materiale ancora incandescente, poi butteranno dell'acqua, spegneranno completamente il fuoco e poi ci saranno i rilievi del caso. Verrà sicuramente la procura, sarà aperta un'inchiesta, non si sanno ancora chiaramente le cause di questo incendio, probabilmente un cortocircuito, probabilmente l'impianto di condizionamento, i pannelli solari. Ci hanno dato un sacco di suggestioni, però ovviamente non ci sono ancora certezze. Ci diceva sempre il capitano che l'intervento sarà terminato non prima di almeno un paio d'ore, quindi dalle 2:50 di questa notte fino almeno alle 3 del pomeriggio, quindi 12 ore di intervento. Sono intervenute 3 squadre, Conegliano, Treviso e Vittorio Veneto, che si sono date il cambio per tutta la notte, per tutta la mattinata, e come vedete stanno ancora lavorando in questo allevamento, in questa ditta di confezionamento e allevamento polli e confezionamento uova. Sempre per quanto riguarda i polli invece non ci sarebbero vittime tra la popolazione animale, sarebbero tutti stati messi in sicurezza perché il loro capannone non avrebbe preso fuoco e non sarebbe stato neanche lambito dalle fiamme. Quindi diciamo è un po' da valutare la situazione qui, come mai contemporaneamente 2 capannoni separati hanno preso fuoco nello stesso momento. La sindaca ci diceva anche che aveva parlato con uno dei titolari, i danni sono ingenti ovviamente, mezzi, macchinari, mura come vedete, ma per fortuna nessun ferito e come dicevamo nemmeno tra la popolazione animale. L'intervento durerà ancora un paio d'ore almeno e poi chiaramente verranno fatte le indagini perché in queste circostanze non si può nemmeno entrare e andare vicino al capannone, ai capannoni, perché l'odore di fumo è molto acre e stanno lavorando i vigili del fuoco con le mascherine. Io vi restituisco la linea e ci sentiamo magari nel telegiornale della sera con più aggiornamenti. Grazie davvero Elena, grazie a Nicoletta Rizzetto per le immagini. Naturalmente questa sera vi daremo conto degli sviluppi sia dell'incidente mortale di cui vi abbiamo raccontato in apertura sia di questo devastante incendio. Adesso noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta. Per chi avesse acceso solo in questo momento la televisione, vi ricordo la notizia d'apertura: un incidente mortale accaduto questa mattina a Godega di Sant'Urbano, in provincia di Treviso. Un ottantenne uscito di strada autonomamente con la sua auto, forse, ma chiaramente saranno le indagini a chiarirlo, per un malore, ed è finito contro la siepe di un'abitazione. L'anziano è morto sul colpo. E sempre a Godega di Sant'Urbano un incendio ha causato danni ingentissimi in un'azienda di allevamento polli. Ma a proposito di incidenti stradali, parte dalla Marca, partono una serie di iniziative dal Comune di Treviso in collaborazione con l'associazione Manuela, proprio per prevenire gli incidenti e le morti sulle strade. Ogni giorno, ogni famiglia piange una propria vittima. Il dramma degli incidenti stradali, già 38 le vittime nel Trevigiano in questi primi mesi del 2024, nonostante la Marca abbia visto negli ultimi anni un miglioramento della situazione con una diminuzione dei sinistri del 75%. Sono questi i dati al centro del confronto a Cassugana tra Andrea Dan dell'Associazione Manuela, l'assessore Andrea De Checchi e il vicecomandante della Polizia Locale di Treviso. Sul tavolo alcune iniziative per prevenire gli incidenti, ad iniziare dal coinvolgimento delle comunità straniere. Noi abbiamo constatato che nell'ultimo anno abbiamo un'impennata sulle statistiche degli incidenti col guidatore estero. Questo perché? Perché manca ancora questa cultura. A partire da settembre il Comune si è impegnato insieme ad Andrea Dan a contattare le comunità straniere per organizzare incontri informativi. A portare sempre più la cultura della sicurezza stradale, anche ad esempio convocando le associazioni di immigranti per sensibilizzare nei confronti della manutenzione del veicolo, dell'attenzione amministrativa alle assicurazioni, di un percorso di guida che sia attento, quindi creando anche da questo punto di vista una vera integrazione. Ma in cantiere anche un altro intervento rivolto ai motociclisti. In questo caso Andrea Dan chiama in causa il Consiglio Comunale perché approvi un provvedimento per proteggere i centauri in caso di incidente. Una mozione per poi promuovere direttamente alla Presidente della Commissione Europea, mi rendo disponibile a portarla a mano direttamente a Strasburgo, di dare obbligo dell'airbag ai motociclisti. E anche con degli elementi innovativi che adesso abbiamo dato mandato alla nostra Polizia Locale, alla mobilità, di studiare tecnicamente perché Treviso possa diventare magari la patrocinatrice o essere la prima a proporre delle mozioni o delle idee che possono garantire maggiormente la sicurezza anche del motociclista. E torniamo alla vicenda della piccola Agnese, la bimba di Mogliano morta di caldo dopo essere stata dimenticata in auto dal papà. La Procura di Venezia ha cambiato l'accusa da omicidio colposo ad abbandono di minore. Un'accusa pesante che aggrava la posizione di papà Sirio, l'uomo 45 anni che ha dimenticato la piccola Agnese in auto per quasi 6 ore, ora dovrà rispondere di abbandono di minore, un reato che prevede una pena più alta rispetto all'omicidio colposo come era stato ipotizzato in un primo momento, 5 anni contro 8 per quanto riguarda il massimo della pena applicabile. L'avvocato dell'uomo Giorgio Pietramala. Ci sarà da discutere, insomma, se è questa fattispecie oppure l'omicidio colposo. Io sosterrò che si tratta di omicidio colposo, non di abbandono. Intanto è stato eseguito l'esame autoptico sul corpo della piccola morta nell'auto arroventata dal sole nel parcheggio della Lode San Marcon. Il perito si è preso 60 giorni e poi depositerà la relazione. Quel terribile giorno il papà doveva portare la piccola all'asilo, ma nella struttura non è mai passato. Ha tirato dritto fino alla sua azienda dove ha parcheggiato l'auto, lasciando senza volerlo la figlia in auto. Momenti di blackout vengono chiamati, ma saranno le indagini e la giustizia a dover stabilire perché sia accaduto. Il dolore e la disperazione dei genitori di Agnese è infinita, impossibile anche solo pensare, cercare di capire, ma soprattutto accettare la tragedia. Io conto di chiuderla il più breve possibile con gli istituti giuridici adeguati, chiudere la vicenda il più presto possibile, insomma. Adesso sto preparando una memoria, vedremo a settembre di
cosa succede. Ora la procura dovrà concedere il nulla osta per poter dare l'ultimo saluto alla piccola Agnese, dove l'intera comunità di Mogliano Veneto si stringerà alla famiglia. Abbiamo parlato in questi ultimi giorni dell'avvistamento di un lupo lungo l'area golenale del Piave, nel giardino di un'abitazione, durante una festa. Insomma, più volte l'animale si è presentato e si è avvicinato anche all'uomo, ma sono quotidiani gli avvistamenti di altri animali selvatici, pensiamo ai cinghiali, alle volpi, e poi ci sono le nutrie, spesso causa di problemi molto seri anche all'agricoltura e non solo. Parliamo di questo insieme al nostro ospite, che ringrazio per essere con noi, il presidente di Coldiretti Veneto, Carlo Salvan. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei, buongiorno agli spettatori e grazie dell'invito. Allora, io ho forse anche un po' generalizzato, ho parlato di lupi, ho parlato di cinghiali, ho parlato di nutrie, chiaramente i danni che questi animali fanno sono diversi tra loro, ma io quello che le chiedo è se è possibile quantificare i danni causati dalla fauna selvatica alle nostre agricolture, insomma quella che è il mondo dell'agricoltura, ma anche agli allevamenti, perché sappiamo che spesso questi animali vanno ad attaccare anche gli animali che vengono allevati, pensiamo ad esempio ai polli. Sì, diciamo che sicuramente dobbiamo fare alcuni distinguo. I primi è sicuramente tra danni diretti, cioè la perdita ad esempio del capo di animale o dell'allevamento, e i danni indiretti, perché ci sono anche quegli aspetti relativi alla genealogia di determinate razze. Penso a tutti coloro che fanno zootecnia di collino, di montagna, quindi che si portano anche nelle malghe e che quindi sono anche in qualche modo custodi di determinate genetiche di razze zootecniche che in questo modo vengono messe a rischio. Quindi anche questo è un patrimonio, seppur non direttamente monetizzabile e quantificabile, da dover considerare. Senza dimenticare poi invece tutti i danni ulteriori che non è soltanto il mondo agricolo che subisce, ma l'intera collettività, perché prima lei parlava ad esempio delle nutrie, ma anche dei cinghiali, ma non dimentichiamo i tassi o altre specie che purtroppo creano gravissimi territori esponendo i nostri territori quindi ad una pericolosità anche in situazioni di carattere ad esempio di maltempo, di piovosità particolarmente significativa, come purtroppo abbiamo visto ad esempio in provincia di Padova durante questa primavera. Quindi questo è un insieme di tanti fattori che purtroppo oggi espongono il mondo agricolo ma anche le comunità ad una serie di pericolosità, oltre che di perdita di patrimonio, veramente molto molto importante. Ecco, è possibile monetizzare, è brutto da dire, quantificare questa perdita di patrimonio dovuto proprio alla fauna selvatica per quanto riguarda la nostra regione? E aggiungo un'ulteriore domanda: se geograficamente parlando ci sono dei territori più esposti a questo pericolo? Allora, possiamo sicuramente stimare nell'ordine di milioni di euro per quanto riguarda la perdita diretta delle aziende agricole in termini sia di raccolti oltre che di patrimonio zootecnico, ma rischiano di diventare decine di milioni di euro o addirittura centinaia se mettiamo insieme anche ad esempio i ripristini dovuti ai danni ad esempio sui fossati, sulle rive, su tutto quello che è la rete di carattere idraulica del nostro territorio e che quindi necessita di manutenzione straordinaria. E per quanto riguarda dopo la nostra regione, purtroppo possiamo dire che non ci manca niente, perché ogni provincia purtroppo ha delle caratteristiche tali dove ci sono specie più o meno impattanti, perché se da un lato magari la nutria la troviamo presente in 6 province su 7, a parte Belluno, ci sono in realtà dopo altri animali, altre specie che o il cinghiale o anche gli uccelli, perché anche questi oggi stanno rappresentando un problema. Pensiamo ad esempio ai colombacci che vanno a depredare insieme alle gazze e ai corvi le semine fatte dai nostri agricoltori, che vanno direttamente a prendersi le piantine appena seminate per poterne mangiare il seme. Quindi c'è veramente purtroppo una ricchezza di fauna selvatica molto importante e che oggi sta arrivando a livelli di intollerabilità, perché l'azienda agricola non è più in grado di affrontarla con gli strumenti che ha a disposizione. Ecco, e come si cerca di tutelarsi, di proteggersi, se è possibile farlo da parte degli imprenditori agricoli?
Ci sono una serie di strumenti a seconda della specie e anche a seconda della normativa che abbiamo a disposizione. Facciamo un esempio concreto, prima si parlava ad esempio di lupo, il lupo attualmente è una specie protetta anche in ambito comunitario, quindi lì le regole sono molto più stringenti da dover applicare. Di caso diverso invece per il cinghiale e per la nutria, che invece sono addirittura specie non autoctone e dove la normativa internazionale consente anche in particolar modo per la nutria la cosiddetta eradicazione, ossia l'azzeramento della specie, e quindi lì gli strumenti potrebbero essere più elastici. Il problema di fondo purtroppo è che gli strumenti ci sono, mancano però delle risorse finanziarie adeguate, mancano anche dei limiti, o meglio ci sono troppi limiti di carattere burocratico che inducono le aziende alle volte ad abbandonare la possibilità di contrastare la fauna selvatica, e quindi quello che chiederemo anche domani con una grande manifestazione a Mestre in via Torino è proprio di avere degli strumenti nuovi e delle risorse a disposizione per poter dare una svolta a questo problema, perché oggi la marginalità dei nostri imprenditori e l'esigenza di avere anche un territorio più in sicurezza è diventata una questione fondamentale. Ecco, ha anticipato giustamente la manifestazione di domani a Mestre, insomma una manifestazione importante, l'appuntamento è alle 9 in via Torino 106, piazzale ex MOF. Di che strumenti voi avreste bisogno, oltre poi a tutto il tema degli indennizzi che voi chiaramente chiedete alla Regione per far fronte proprio ai danni che abbiamo quantificato essere davvero ingenti? Come sta avvenendo poi anche in tutte le altre regioni d'Italia che hanno già fatto questo tipo di manifestazioni, noi domani chiederemo un'implementazione di quello che già abbiamo per fortuna in qualche modo a livello di Regione Veneto. Parleremo soprattutto di un'implementazione del cosiddetto PRIO che riguarda gli interventi urgenti ma che è limitato soltanto agli ungulati, in particolare al cinghiale, ma chiederemo anche la possibilità di avere nuove risorse e nuove modalità di applicazione sia per il cinghiale ma anche per le nutrie e le altre specie che purtroppo stanno infestando le nostre aziende e i nostri territori. È l'intenzione quindi di avviare anche un percorso di collaborazione con la Regione Veneto, con i loro uffici. Ci troveremo proprio di fronte al Palazzo del Gazzettino dove ha sede la direzione ambiente della Regione Veneto, per poter avviare quindi entro poche settimane, entro pochi mesi, e mettere in piedi strumenti e soluzioni da poter mettere a disposizione dei nostri agricoltori. Noi siamo reduci dagli ultimi mesi di una serie di assemblee di iniziative che hanno fatto sollevare questo tema da parte dei nostri soci in tutte le province del Veneto come in tutta Italia, perché oggi è veramente arrivato ad una situazione di intollerabilità che oggi dobbiamo affrontare tutti insieme. Quindi confidiamo nel supporto anche di carattere istituzionale, abbiamo già ricevuto un'apertura anche direttamente dal Presidente della Regione, che ringrazio, Luca Zaia. Adesso si tratta di calare a terra questa volontà e confidiamo di poterlo fare nel più breve tempo possibile. Oltre a tutto il tema appunto degli indennizzi, quindi andare incontro agli imprenditori laddove vi siano dei danni causati dalla fauna selvatica. Questo è sicuramente un altro tema che cercheremo di stimolare nei confronti dell'amministrazione regionale, ovviamente anche compatibilmente con i limiti di bilancio, ma che è fondamentale anche per preservare un patrimonio che altrimenti rischiamo di perdere. Pensiamo prima, come dicevo prima, al caso delle malghe. Un'azienda zootecnica che basa nella malga la sua conduzione aziendale rischia purtroppo di essere esposta alla necessità di interrompere l'utilizzo della malga stessa e quindi di abbandonare un territorio. Allora è necessario supportare anche finanziariamente ed economicamente le perdite che i nostri colleghi in questo caso subiscono per continuare a preservarlo, perché dopo una volta abbandonato difficilmente qualcuno lo riprenderà. Questa è una questione anche di buona gestione del territorio, di presidio da parte delle nostre imprese agricole, dei nostri allevatori e dei nostri pastori, che è fondamentale anche per il mantenimento e la manutenzione corretta dello stesso ed evitare che anche dopo i fenomeni di carattere meteorologico ne conducano purtroppo a situazioni di disagio e anche di pericolosità, oltre che di danni di carattere generale alla comunità tutta. Un primo passo è stato fatto proprio con il piano regionale degli interventi urgenti, questo periodo di cui lei ha menzionato prima. Possiamo spiegare in parole semplici in che cosa consistono queste misure approvate dalla Regione? Di dare degli strumenti per fare in modo che la segnalazione della presenza di determinate specie, in questo caso il cinghiale, possa poi consentire una serie di interventi sia da carattere volontario o attraverso l'utilizzo di celle controllori o di forze dedicate, quindi di personale dedicato e specializzato per poterlo fare, di poter provvedere poi alla cattura e all'abbattimento dell'animale.
Questo si tratta anche per riportare a dei livelli di sopportabilità una presenza che oggi stimiamo in circa 90.000 capi soltanto in Regione Veneto della presenza dei cinghiali, e che richiediamo possa essere affrontata in una maniera più incisiva, visto che purtroppo oggi le catture mediamente riguardano soltanto dai 6 ai 7.000 capi annui. Questo vuol dire adottare anche un nuovo approccio e consentire alle nostre aziende e a tutto il mondo che fa parte di quello che è considerato all'interno del PRIO di poter essere parte attiva nella gestione di questo problema. Presidente, io intanto la ringrazio e torneremo naturalmente ad aggiornarci anche in seguito a quella che sarà la manifestazione e a quelle, se arriveranno risposte da parte della Regione sui vari punti che lei ha ricordato che saranno proprio al centro della grande manifestazione di domani mattina a Mestre. Grazie al Presidente di Coldiretti Veneto Carlo Salvan e torneremo dunque a fare il punto nelle prossime settimane. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie davvero. Questa è la situazione, vi abbiamo raccontato appunto della fauna selvatica, abbiamo raccontato spesso dei cinghiali, ultimamente tutto il tema legato al lupo nella Marca trevigiana con le varie indicazioni che arrivano dagli esperti. L'ultimo in ordine di tempo, l'appello del Presidente della provincia di Treviso Stefano Marcone ieri, che ha invitato i cittadini a non dar da mangiare al lupo, al cosiddetto lupo zoppo, così ormai è stato ribattezzato l'animale che si aggira tra Maserada, Breda di Piave, San Biagio di Callalta, e insomma un modo per riportarlo nel suo habitat naturale, non solo, anche perché poi il cibo che viene dato dagli umani potrebbe essere proprio pericoloso per la salute del predatore. Questo è il punto di vista della Coldiretti, degli agricoltori che sono duramente provati dalla presenza della fauna selvatica nel nostro territorio. Chiudiamo questa parentesi, torniamo alla cronaca con il tema sicurezza sempre più sentito a Vicenza. C'è stata nelle ultime ore una ennesima spaccata, infranta la vetrina di un negozio etnico e i commercianti di Corso Santi Felice Fortunato chiedono naturalmente più sicurezza. Spaccata nella notte, l'ennesima, una ancora, vetrate in frantumi, negozi depredati, molti, troppi. L'ultimo colpo a Vicenza in Corso Santi Felice Fortunato. Nella notte qualcuno spacca la porta di questo negozio etnico, la titolare arriva da Padova. Sono le 9 del mattino quando trova la porta del suo negozio col vetro in frantumi. Questa mattina, visto che mi è pauta, già aperto. La spaccata permette ai malintenzionati di entrare nel negozio e di portare via alcuni soldi lasciati in cassa. Solo entrare per prendere, come si chiama, 800 euro, solo questa, basta. Altri a posto. Oggi nel negozio etnico i titolari tirano sui vetri e sotto i portici è un via vai di conoscenti che vengono a vedere cosa sia successo e a portare la loro solidarietà ai titolari dell'attività vittime del furto. Problemi di sicurezza che noi stiamo pensando magari se ci intervenire i poliziotti, insomma, a garantire la sicurezza per tutti, non nelle parti degli africani, anche per tutti, il problema riguarda a tutti. Il problema della sicurezza riguarda tutti, italiani e stranieri che convivono in questo quartiere a Vicenza, a ridosso di Campomarzo e della stazione ferroviaria. Io pure ho ricevuto un furto 3-4 anni fa, tipo rapina, mi sono saputo disbrigare e li ho messi alla porta. Questo poi ognuno agisce come vuole, non so se mi spiego. Però col rischio che poi non sai come ti va a finire la cosa. La delinquenza è all'ordine del giorno, Corso San Felice ormai non se ne può più. Secondo me ci vuole più telecamere per le cose di notte, insomma, per garantire la sicurezza della zona, insomma, per dire ci vuole più telecamere. C'è chi chiede più telecamere, più pattugliamenti delle forze dell'ordine e il problema è sempre più, e oggi più che mai, anche politico.
È inutile dire che c'è bisogno di un aumento della sicurezza in città. Ancora un anno fa avevo chiesto all'amministrazione di prendere in considerazione di implementare le forze dell'ordine con delle agenzie private di vigilantes che facessero magari dei controlli soprattutto notturni, poiché si capisce bene, vista la situazione, che la città non è più la stessa di qualche mese fa e la situazione sta letteralmente peggiorando giorno dopo giorno. E restiamo in centro a Vicenza con una nuova moda, chiamiamola così, quella del bus surfing, ed è ormai virale il video che documenta questa ennesima pericolosissima bravata. Bus surfing, l'ultima moda, sicuramente pericolosa, certamente sciocca. Come tante idiozie ne sono pieni i social. Ci si attacca all'autobus appesi, mani e piedi, sopra la targa posteriore. Succede sempre più spesso nelle città, adesso succede anche a Vicenza. Questo è un video girato qualche ora fa in pieno centro storico, diventato subito virale. Si vede un giovane di origine straniera attaccato alla corriera in Contravittorio Veneto. Il gesto in se stesso non è né atletico né particolarmente interessante. Il protagonista di questo video resta appeso come un salame in equilibrio precario e quando scende al volo affida se stesso e la propria incolumità ai riflessi e all'abilità di chi guida l'auto che segue. Lui sì messo alla prova, visto che deve frenare. Insomma, quella del ragazzino attaccato è una prova di coraggio poco coraggiosa e molto ottusa, un gesto grave e pericoloso, un gioco forse per chi è talmente ingenuo da non capire che sta mettendo in gioco la sua stessa vita, coinvolgendo anche i malcapitati che sono sulla strada in quel momento e che devono stare pronti a schivarlo. Il video finisce così, con il giovane che molla la presa dall'autobus e corricchiando taglia la strada all'auto che segue, attraversando come un gatto in tangenziale. Insomma, fenomeno il bus surfing, fenomeno dei tempi, fenomeno chi lo pratica. Eh già, noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Siamo tornati in diretta per andare a Bassano del Grappa perché c'è una situazione davvero delicata per l'Associazione Italiana Soccorritori di Bassano. Passare da una sede in comodato gratuito ad una in affitto si sta dimostrando un salasso per la stessa associazione che opera con 3 ambulanze a servizio del territorio. Il rischio ora è che sparisca tutto in meno di 2 anni. Avrà una nuova sede dal 1 agosto a 9 l'Associazione Italiana Soccorritori di Bassano, che conta circa 340 soci, dei quali 150 volontari attivi. La notizia di per sé positiva nasconde però un futuro poco roseo. Il sodalizio ha infatti dovuto lasciare la storica sede operativa in via Monsignor Negrin, concessa in comodato gratuito dall'ULSS 7 Pedemontana. Le verifiche quinquennali di Azienda Zero non l'hanno infatti più ritenuta idonea per le attività di trasporto con l'ambulanza, essendo priva di servizi igienici con docce e spogliatoi. Noi abbiamo chiesto a varie istituzioni la possibilità di avere un locale idoneo per fare come base la nostra per fare base delle nostre ambulanze. Le istituzioni che abbiamo contattato hanno riconosciuto tutti l'opera meritoria di volontariato che facciamo, però non si è concretizzato nulla di fatto. Risposte dunque non ne sono arrivate e fino a fine luglio l'AIS svolgerà la sua attività in un locale trovato in affitto a San Giacomo di Romano Dezzelino. La struttura ora sarà lasciata libera con lo spostamento a 9, ma sempre in affitto, e questo incide pesantemente sui bilanci, dato che le entrate, derivanti in gran parte dal servizio in occasione di manifestazioni e dall'organizzazione di corsi, non bastano per coprire le uscite per le locazioni. Noi confidiamo che qualcuno ci possa aiutare, perché l'impegno economico è molto gravoso e ci basiamo solamente sulla forza di volontari, non abbiamo altre entrate se non queste attività che facciamo con le ambulanze. Il controvalore delle ore di volontariato supera i 400.000 euro all'anno, cifra che altrimenti dovrebbe essere a carico delle istituzioni pubbliche. Da queste ultime nessuna risposta, come denuncia anche il PD con la consigliera regionale Chiara Luisetto, che parla di svilimento per l'opera dei volontari, e il consigliere comunale Roberto Campagnolo, che suggerisce come soluzione praticabile l'uso dei locali utilizzati a suo tempo come centro tamponi in via Carpellina. Restiamo a Bassano con i vandali in azione. Hanno svuotato il bidone del mais anticoncezionale per i piccioni.
Tornano in azione i vandali a Bassano e stavolta prendono di mira il distributore automatico del mais trattato per i piccioni. Il comune sta infatti portando avanti un progetto per contenere il proliferare dei colombi in città e uno dei sistemi utilizzati è proprio la distribuzione di mangime anticoncezionale tramite apparecchiature dislocate nei punti strategici del centro. I soliti ignoti hanno però vandalizzato il distributore di Viale delle Fosse vicino alla statua del generale Giardino. Dall'apparecchio è stato rimosso il timer, indispensabile per la distribuzione a tempo del mais, e il contenitore è stato del tutto svuotato. I tecnici del comune hanno rimosso la postazione, che verrà ripristinata prima possibile. Oltre 700 candidati per il concorso per le scuole di specializzazione di medicina dell'Università di Padova si sono presentati ieri mattina in fiera per affrontare i test. 210 minuti per rispondere a 140 quesiti, da cui dipenderà poi la strada professionale di 775 aspiranti dottori. Nel padiglione 7 della Fiera di Padova il concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia dell'Università di Padova. Ci sono delle specialità, soprattutto alcune chirurgie specialistiche, soprattutto dove ci sono le macchine. Adesso i ragazzi amano la robotica, amano la chirurgia invasiva, quindi queste sono ben scelte. La ginecologia è molto richiesta, la cardiologia è molto richiesta. C'è un editoriale sul Sole 24 Ore di oggi che dice sono le specialità in cui c'è la maggiore possibilità di avere anche attività privata. Io non penso che sia solo quello, io penso che il fatto di rinunciare, negli ultimi 3 anni abbiamo visto un calo dell'interesse per la chirurgia, per l'anestesia, per la medicina di emergenza urgenza, che vuol dire pronto soccorso, siano dovute al fatto che sono scuole impegnative, che il lavoro del medico, più che la scuola in sé per sé, il lavoro del medico con questa specialità è un lavoro impegnativo, e i ragazzi e le ragazze oggi probabilmente hanno delle aspettative diverse e preferiscono qualche cos'altro nella loro vita e nella loro qualità di vita rispetto, lo devo dire, al sacrificio che c'è sempre stato ad essere medico. Le scuole di specializzazione attivate dall'Ateneo Patavino sono 48, quelle con i numeri più alti di posti sono anestesia e rianimazione, pediatria, medicina interna, medicina d'urgenza e chirurgia vascolare. In questi ultimi anni, dopo il Covid e dopo i posti ministeriali con il PNRR, il rapporto dei candidati che entrano è circa di 1 a 1, quindi ciascuno di loro ha la possibilità di accedere ad un posto con contratto di formazione medico specialistica, magari non nella sede, non nella specialità che gradisce, e questo fa il posizionamento in graduatoria che loro sapranno già oggi. Nelle prossime ore il Ministero renderà noto anche il numero di contratti attribuiti all'Ateneo di Padova. Nel 2023 erano stati 803, un numero in crescita rispetto agli anni precedenti. Estate vuol dire anche zanzare, zecche e altri insetti che in alcuni casi possono diventare pericolosi per l'uomo. La Regione Veneto sulla sua pagina Facebook ha creato proprio un post ad hoc, eccolo qui, focus sul West Nile, ma eccolo qui il cartello, attenzione animali pericolosi, con le indicazioni su come proteggersi e su quelli che sono anche i sintomi, in particolar modo di West Nile, ma poi c'è dengue, poi ci sono le punture di zecca, e allora cerchiamo di fare il punto con la dottoressa Alessandra Favaretto, direttore del servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSS 4. Buongiorno dottoressa, grazie per essere con noi. Grazie davvero. Allora dottoressa, andiamo con ordine, iniziamo dalle zanzare, che oltre ad essere degli insetti molto fastidiosi possono essere anche veicolo di malattie, in alcuni casi anche molto gravi. Partiamo dalla West Nile, che è probabilmente quella in questo momento più diffusa, o magari i dati dicono altro rispetto alla dengue, per fare questo parallelismo, e chiedo a lei anche di spiegarci la differenza tra queste due tipologie di malattia. Certo, allora sì, diciamo che la West Nile, che può essere anche tradotta in italiano, sarebbe la febbre del Nilo occidentale, ok? Questa è una arbovirosi, cioè una infezione che necessita dell'intervento del vettore, che è la zanzara, ed questo lo ha in comune, questa caratteristica, con le altre malattie che sono state nominate prima, la dengue eccetera, cioè hanno necessità di un vettore, ma nel caso della West Nile la particolarità è che ormai
troviamo dei vettori nel nostro territorio da alcuni anni che sono infettati dal virus della West Nile e sono in grado di trasmetterlo, mentre ad esempio nel caso della dengue questo non è al momento ancora avvenuto, nel senso che abbiamo tutti i casi di importazione, cioè casi di persone che hanno contratto l'infezione fuori dal nostro territorio. Quindi West Nile, mi perdoni se la interrompo per fare il punto, West Nile arrivano le zanzare che hanno il virus e lo trasmettono, mentre la dengue si prende la malattia all'esterno, fuori dai confini italiani. Sì, sempre tramite una zanzara, certo. Ecco, però non abbiamo casi cosiddetti autoctoni. Ecco, nel caso invece della West Nile sono ormai alcuni anni. Ovviamente sono delle tipiche malattie che sono molto influenzate dall'equilibrio tra l'ambiente, il vettore e la popolazione umana, e quindi il contrasto a queste malattie deve essere proprio effettuato nell'ottica di quella che viene detta la One Health, cioè una visione unica della salute. In questo modo si può più facilmente contrastare. In pratica, per difendersi da queste infezioni ci sono molti attori protagonisti. Intanto la Regione Veneto ha attuato e dà seguito alle linee di indirizzo del Ministero per il contrasto alle arbovirosi, che comprendono una sorveglianza serrata nei mesi più a rischio, che sono da maggio a ottobre, che sono appunto i mesi in cui il vettore si moltiplica ed è nella forma adulta. Poi c'è una sorveglianza stretta dei casi umani. Questo avviene tramite la collaborazione tra medici di famiglia, pediatri, pronti soccorsi, tutti le strutture che possono vedere persone che presentano i sintomi. Inoltre c'è la sorveglianza veterinaria, che consente di monitorare le specie animali particolarmente suscettibili al virus della West Nile, come ad esempio gli uccelli e anche i cavalli, che sono delle specie animali molto sensibili che si ammalano come l'uomo. E poi c'è la collaborazione con i comuni, che tutti partecipano al contrasto allo sviluppo dei vettori, avendo tramite dei contratti con delle ditte che proprio fanno la lotta alle larve e alle zanzare, le larve di zanzare, le zanzare adulte, contrastano lo sviluppo e appunto la presenza di questi vettori. Tutte queste azioni insieme consentono di ridurre il rischio, ma c'è un altro attore importantissimo che è la singola persona. Bisogna cercare sempre in questi casi di evitare di farsi pungere. Anche il singolo individuo, scegliendo di utilizzare dei repellenti per le zanzare, di avere un ambiente di vita meno a rischio e quindi non acqua stagnante, non piccoli depositi di acqua sotto vasi, piccoli stagni, acquitrini eccetera, all'interno dei quali la zanzara trova il suo habitat naturale, coprirsi quando si va all'aperto o in zone a rischio, in zone caldo-umide, magari all'ombra dove la zanzara cresce bene e può moltiplicarsi, è una cosa estremamente importante. Non passeggiare scalzi o con i pantaloncini e molta cute scoperta appunto nelle zone a rischio. Questo è un altro dei fattori estremamente importanti per ridurre il rischio, e c'è da dire che su questo vorrei evidenziare che soprattutto per la West
West Nile e anche per qualche altra arbovirosi, dobbiamo prestare particolare attenzione ai nostri anziani, perché c'è una maggiore sensibilità, soprattutto delle forme invasive, neuroinvasive, nelle persone anziane, che alle volte sottovalutano questo rischio. Ecco, dottoressa, quando diventa pericolosa la puntura di zanzara e quando la West Nile quindi diventa pericolosa per la persona che viene punta? Beh, diventa pericolosa quando la maggior parte delle infezioni passano anche misconosciute. Molte persone la contraggono e non sanno. Poi invece ci sono dei casi febbrili con puntate di febbre anche alta che possono durare dai 2 ai 4-5 giorni e nella maggior parte dei casi si ha anche in questo caso di febbre la risoluzione. Invece in una piccola quota c'è l'interessamento del sistema nervoso centrale con le cosiddette forme neurovegetative, meningiti, encefaliti e queste forme che possono essere estremamente gravi e possono anche condurre alla morte. Quindi in caso di febbre che si prolunga in estate non dobbiamo pensare al virus influenzale, ma va interpellato il medico curante che sarà in grado eventualmente di indicare quali analisi vanno fatte, perché non è possibile fare la diagnosi differenziale solamente dai sintomi, ma vanno fatti degli accertamenti di laboratorio. Per quanto riguarda la dengue, quali sono i sintomi che devono destare preoccupazione? Allora, nel caso della dengue vorrei dire c'è una grossa differenza tra la dengue e la West Nile. La prima l'abbiamo detta già, che non abbiamo casi locali, e l'altra è che la zanzara può trasmettere essere infettata durante la fase viremica, cioè della presenza del virus nel sangue, e può infettare un'altra persona che viene punta dalla stessa zanzara. Per esempio una persona che abita allo stesso domicilio. Quindi quando una persona rientra da un viaggio all'estero nelle zone a rischio di dengue, per esempio, che può essere ovviamente sono le zone tropicali, subtropicali, ma c'è una importante epidemia ora con moltissimi casi anche in America Latina. Quindi chi sa che è rientrato da queste zone e al rientro presenta febbre alta, esordio improvviso, dolore alle ossa, dolore dietro gli occhi tipicamente, e qualche persona presenta anche dei rash cutanei, cioè delle zone arrossate nella cute, sempre deve essere avvisato il medico che si è di rientro da una di queste zone a rischio, e poi è buona precauzione soggiornare in stanze, cioè diciamo autoisolarsi, risiedere in una stanza da soli e utilizzare i servizi igienici separatamente, in modo da non mettere a rischio i conviventi, perché potrebbe essere dengue. Come ripeto, vanno fatte delle analisi, ma è molto importante avvisare che si è una persona di rientro da queste zone. Questa è la cosa principale, anche quando si va al pronto soccorso. Si deve evidenziare questo, perché altrimenti, se non lo si dice, potrebbe esserci un ritardo di diagnosi. Esistono dei vaccini, dottoressa? Sì, certo. Allora, per la West Nile no, non esistono vaccini, mentre per la dengue sì, esiste un vaccino che è stato reso disponibile quest'anno, però vi dico subito, non è per tutta la popolazione generale, è un vaccino che va proposto in casi particolari. Per esempio, chi ha già avuto una volta l'infezione da virus della dengue, si sa che i casi successivi, le reinfezioni, sono molto più rischiose, oppure persone che hanno il rischio di contrarla e magari risiedono o vanno in zone molto a rischio, svolgendo attività molto a rischio. È un vaccino che in questo momento non abbiamo ancora proprio in casa, nel nostro frigo,
ma stiamo per averlo come tutta la Regione Veneto, e se c'è qualcuno che è interessato può chiamare l'ufficio vaccinazioni dell'azienda ULSS e prendere l'appuntamento, prenotarsi per la somministrazione. Vorrei fare anche un passaggio rapido per quanto riguarda le zecche, per le quali invece il vaccino c'è. Sì, c'è il vaccino per la cosiddetta TBE, che è l'encefalite da zecca. Anche per la zecca vorrei dire, sempre vale la prima regola: evitare di farsi pungere dalla zecca. La zecca è un insetto che può trasmettere non solo il virus della TBE, che è appunto l'encefalite, ma può trasmettere anche dei batteri, qualche volta può anche non trasmettere nulla. Però è molto importante sapere che la zecca non vola, non va incontro, diciamo, alla sua vittima, ma sta nelle punte delle erbe, dei vegetali, che sta lì e si attiva quando sente avvicinarsi l'essere umano o l'essere che emette anidride carbonica, perché è in grado di percepirla, sta pronta lì e poi si attacca alla cute scoperta, e quindi andare in giro ad esempio con i pantaloncini corti ti espone molto di più. È molto importante, quando si è rientrati dall'escursione, ad esempio, fare un autocontrollo di tutte le parti scoperte per vedere se c'è una zecca proprio attaccata che sta facendo il cosiddetto pasto di sangue. Non si sente la puntura della zecca, perché la zecca ha un rostro che si attacca alla cute e inietta tramite la sua saliva una sostanza che è anestetica, e quindi in questo modo la persona non si accorge, non prova dolore, però iniettando con la saliva l'anestetico può anche iniettare i virus o i batteri di cui la zecca è infetta. Pertanto, Prego, concluda pure, prego, mi scusi. No, pertanto è importante controllare, e se non si è in grado, se si è stati scoperti anche in zone particolari, ad esempio seduti con i pantaloncini corti, eccetera, farsi aiutare da un amico, eccetera, e per controllare che non ci siano zecche attaccate al corpo, e se si è andati con degli animali domestici, anche controllare gli animali domestici. Ecco, e invece il vaccino che lei mi chiedeva prima brevemente, sì, abbiamo il vaccino, lo somministriamo da molti anni, nella nostra ASL è a pagamento, perché è gratuito solo nella provincia di Belluno, costa 25 euro alla somministrazione, un prezzo diciamo calmierato offerto dalla Regione Veneto, e consiste di 3 dosi, una dose diciamo al tempo zero, poi una dose dopo un mese e una dose dopo circa 6 mesi, 8 mesi, ma se c'è qualcuno che si è preso in ritardo e deve poi partire per la montagna, è possibile fare la seconda dose anche al 14° 15° giorno dopo la prima, e successivamente va ripetuto ogni 3-5 anni se permane il rischio. Quindi se una persona frequenta zone a rischio, ecco, vorrei dire però che ormai sono zone a rischio anche, cioè non è necessario andare in alta montagna, ma si sta abbassando anche a quote basse, soprattutto dove ci sono animali che magari soggiornano o pernottano nei pascoli, eccetera. Quelle sono attività molto a rischio. Dottoressa, io la ringrazio davvero tantissimo, perché ci ha fornito degli elementi molto importanti per proteggerci da questi insetti che in alcuni casi possono diventare anche pericolosi. Grazie davvero alla dottoressa Alessandra Favaretto, direttore del servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 4. Grazie dottoressa, buon lavoro e torneremo ad aggiornarci con lei. Grazie davvero, e questi insomma consigli molto importanti per proteggersi dalle punture di zanzare e di zecche ed evitare poi quelle che sono le malattie che questi insetti trasmettono all'uomo. Torna con novità, ma anche con tante conferme, il tradizionale Palio di Feltre, che Antena 3 trasmetterà in diretta domenica 4 agosto a partire dalle 15:30.
I quartieri, il mercato, gli spettacoli, gli sbandieratori, le gare di tiro con l'arco, staffetta, tiro alla fune e la corsa dei cavalli. È il Palio di Feltre che tornerà a colorare le vie del centro storico il 2, 3 e 4 agosto per l'edizione numero 45 dell'evento che dal 1979 rievoca la suggestiva atmosfera quattrocentesca cornice degli accadimenti storici che segnarono il passaggio della città murata sotto il dominio della Serenissima. E proprio nella città della Laguna, oggi a 620 anni di distanza, la presentazione ufficiale a Palazzo Ferrofini alla presenza del presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Feltre in particolar modo veramente fa parte ormai della città, 45 edizioni vissute veramente dai cittadini e che hanno animato anche fra contrade un giusto spirito, chiamiamolo anche di competizione. Fa ritornare indietro nel tempo una città e quindi fa anche dare poi quello che è quel forte senso di appartenenza alla città stessa in un momento di condivisione importanti. 4 quartieri, più di 1000 volontari, 800 figuranti, 23.500 presenze registrate nel 2023 per una manifestazione che, per quanto competitiva, è elemento di aggregazione imprescindibile per la città. Sono numeri straordinari e rappresentano una grande risorsa. I quartieri rappresentano soprattutto una comunità educante, trasmettono ai giovani quei valori quali l'aggregazione, lo star bene insieme e l'amicizia, che poi sono dei valori che vivono durante il Palio ma poi ti accompagnano per tutta la vita. È un grande volano ma soprattutto una grande festa per la città e per il territorio. Noi l'abbiamo sempre intesa così, nasce dalla comunità e poi si apre ai turisti e ai visitatori che da fuori Feltre arrivano in città per questo momento di esaltazione sportiva ma anche di approfondimento storico-culturale. Un evento che anche quest'anno Antenna 3 trasmetterà in diretta in occasione delle gare del tiro alla fune e della corsa dei cavalli. L'appuntamento sulla nostra emittente è alle 15:30 di domenica 4 agosto per vivere assieme tutte le emozioni della storia e delle tradizioni del Palio di Feltre. Noi siamo in chiusura, io vi lascio alla pubblicità, al meteo, alla pubblicità e poi al documentario Borgo Italia e poi a seguire il film License to Kill. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata, arrivederci.